è la nostra villa Contarini Giovanelli Venier. Abbiamo aderito alla giornata delle ville venete 18 e 19 di ottobre. Siamo ben felici di essere entrati a far parte di questo circuito perché sicuramente darà opportunità di comunicazione migliore per la nostra villa, che è stupenda. Tra le preziosità di architettura che vanta, ha anche un triste primato di essere il primo campo di concentramento in Italia, perché tra il 43 e il 44 qui sono stati rinchiusi 47 ebrei dalle province di Padova e Rovigo, poi portati ad Auschwitz, e da cui hanno fatto ritorno solo in 3. Quindi ha questo triste primato, ma è una villa bellissima, come si può vedere, perché ha un parco gradevolissimo, una bella barchessa, e la villa è veramente particolare. Tra l'altro c'è una scala veramente, direi, unica, fa girare la testa. Sì, è una scala interna che è stata messa in un secondo tempo e che è oggetto della visita guidata di oggi. In più, oggi abbiamo anche una mostra di arte contemporanea itinerante che ha fatto capo a Vo e in Veneto per la prima volta e che speriamo possa prendere piede come iniziativa abituale. L'arte resterà qui fino al 26 di ottobre, quindi anche il prossimo fine settimana ci sarà la possibilità di visitarla. Abbiamo avuto, chiedo scusa, la presentazione della mostra da parte dell'architetto Daniele Bellu, che ci ha illustrato il suo punto di vista per arte, per la cultura, per la pittura, la scultura e l'architettura. Un punto di vista molto particolare. A presto, a Vo, nuovamente con le nostre iniziative.